Allora, eccoci qua, la terza e ultima parte di questa nostra puntata di TV7 Match che, come avevamo anticipato, dedichiamo al MOSE, questo modulo sperimentale elettromeccanico che è chiamato a difendere Venezia dalle acque alte eccezionali. Di questo parliamo perché sabato scorso c'è stata la prima, diciamo, il primo intervento in una situazione di marea importante, oltre i 130 centimetri, e diciamo che insomma, il test ha funzionato. Allora, salutiamo gli ospiti che abbiamo in studio. Certamente. Allora, abbiamo l'ingegnere Giovanni Cecconi. Buonasera ingegnere Cecconi, e grazie di essere qua con noi. Lo ricordiamo per i telespettatori, lei è stato responsabile della control room del MOSE e adesso invece diciamo, si occupa di sviluppo sostenibile, se non sbaglio, certo. No? Col circolo Wigwam. Insomma, e si occupa anche comunque dello studio delle maree, se non vado errato. Mi occupo soprattutto di scienza dei cittadini. Il giorno 3 eravamo a misurare la marea con dei mareografi. E dopo ci racconterà. E buonasera anche all'avvocato Giorgio Suppiei. Buonasera avvocato. Grazie di avermi invitato e io vengo come veneziano. Cioè certo, io viene come veneziano. Come hanno affrontato questa croce delizia del MOSE? Certo, ecco, lo Forse ricordiamo. Più croce che delizia per il tra gli altri interessi lei è presidente dell'associazione Arzanà, che è un'associazione che si occupa dello studio e della conservazione delle imbarcazioni storiche veneziane, corretto, no? Esatto. Quindi un esperto conoscitore anche di come, diciamo, si può, tra virgolette, navigare la laguna. Le usiamo proprio in giro per la laguna perché sono forse le imbarcazioni tradizionali le più compatibili con l'utilizzo di questo nostro ambiente lagunare. Allora, siamo arrivati a questa prima del MOSE. No, non è la prima. È una premessa alla prima. Per arrivare alla prima dovremo aspettare il 2022, o se riescono magari anche fine 2021. Ma è importante che si vada a compiere l'opera perché abbiamo speso una montagna di soldi, abbiamo fatto soffrire, per questo non viene mai detto. I veneziani sono dal 66 che stanno soffrendo per incapacità di prendere una decisione, e nel prendere poi finalmente questa decisione ci avevano messo alla fine, ci avevano messo 19 anni quando sarà finito il MOSE, forse 20, quindi è andato tutto sulla schiena dei veneziani e c'è questa indifferenza totale, salvo dire a questo punto ce l'abbiamo fatta, ci mancherebbe. Cioè io mi domando, se non ce l'avessero fatta, cosa avremmo fatto? Attenzione, sempre se il MOSE farà la sua funzione e se durerà 100 anni, punto di domanda, perché poi abbiamo problematiche che affronteremo adesso. Ecco, allora io partirei con, per esempio, vedere che il MOSE si alza. Abbiamo un contributo. Certo, insomma il sindaco Brugnaro era lì in prima linea e ha fatto anche una diretta Facebook, lo vediamo qui alle mie spalle. Lo vogliamo sentire? Lo vogliamo anche sentire, allora vediamo se la regia ce lo propone. 10:10, MOSE è sollevato, possiamo vedere che la marea in questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamocco, e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre 2 ore di apporto, perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento fino a mezzogiorno dovrebbe tirare il vento di scirocco, però la differenza è evidente, il MOSE stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. Però incrociamo le dita. Buon test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. Ecco qua, quindi questa è una prova, cioè chiaramente è stato messo a prova il MOSE in una situazione di acqua alta, non di acqua difficile, non ci sono onde, avrete visto che non ci sono onde, e sono quelle che secondo teorici molto accreditati possono mettere in risonanza le paratoie. È tutto da vedere, però questa prova che si era possibile fare sul MOSE non è stata fatta.
e ancora adesso non si fa. Siamo sempre in tempo a vedere e magari porre anche rimedio. Come mai? Prego, ingegnere. La prima cosa che io noto che sfugge agli osservatori è che un Mose anche incompleto può ridurre l'acqua alta. E mi sorprende sempre vedere come l'opinione pubblica pensi al Mose salvatore della patria o il Mose la grande bufala mondiale per far soldi. La realtà è qualcosa di intermedio. Quindi l'ideologia, questa idea del Mose sì o Mose no, ci toglie i vantaggi quotidiani che il Mose avrebbe potuto darci il 30 di ottobre 2018 con la tempesta Vaia, il 12 di novembre con la tempesta tropicale eccezionale, la vigilia di Natale con una sessa prevedibilissima. È questo che mi preoccupa. Dove erano i veneziani? Perché non hanno alzato la mano e hanno detto utilizzatelo anche se incompleto? Perché a quello che ricordo io c'è stato un momento in cui addirittura i tubi all'interno del Mose non c'erano, quello di caricamento delle paratoie, e c'erano diversi difetti perché era stato un po' trascurato la finitura del Mose, perché c'è stato tutto il procedimento, lo dico quello che so io, il procedimento nei confronti... Ho avuto la possibilità di parlare con le maestranze, sì. Sono cose che si risolvono in mezza giornata. Non erano problemi insormontabili, non c'era pericolo per la vita umana, non c'era pericolo per il dispositivo, non c'era pericolo per Venezia. Crediamo ancora alle teorie di Spagnolo che Mose è uguale Vaillant? No. C'è stata una disinformazione cronica che è durata per più di 30-40 anni. Ancora oggi noi pensiamo che la colpa dell'erosione della laguna sia del canale dei Petroli. Ancora oggi noi pensiamo che le valli da pesca chiuse e il canale dei Petroli hanno aumentato le acque alte. Purtroppo c'è stata una totale impermeabilità nello scontro tra le ideologie e i cittadini non sanno guardare ai fatti, non hanno la capacità di toccare con mano e capire di prima mano. Si sono sempre fidati di rappresentanti, chiamiamoli capipopolo, chiamiamoli come vogliamo, i quali apparentemente sono i salvatori della patria, i conservatori della tradizione, ma in realtà hanno degli interessi. Se io dico che il Mose non funziona, il giorno dopo sono un esperto internazionale intervistato da National Geographic. Allora, ecco, io vorrei precisare, questa trasmissione non siamo né pro né contro Mose. Quando presentiamo le discrepanze o i vantaggi che può avere questa struttura, la documentiamo. Poi se lei ha documenti più validi di quello che noi presentiamo, ben venga, perché questa trasmissione, questa trasmissione Mose, è fatta ho tutta la capacità di parlare di questi aspetti. Perfetto. Allora, e può chiamare chiunque, ci siamo già visti in questa sede con Ditella, che lei ha detto essere un pregiatissimo professore che è super partes, tecnico, che fa il bene della patria. Secondo me fa soprattutto il suo interesse. Non vedo quale interesse potrebbe avere, perché in questo momento è in pensione, quindi è anziano. Di diventare esperto internazionale, di passare alla storia, mi pare evidente. Ma insomma, Cicconi, non entriamo nella polemica che è sterile. Soprattutto, prego. Io, se posso, ci terrei a esporre quello che è la sensibilità dei veneziani. I veneziani hanno cominciato a sentire parlare di Mose con dei titoli, è vero, che dicevano un bidone chiamato Mose, perché in effetti aveva l'aspetto del bidone che si alzava per l'acqua alta. Hanno pensato e hanno assistito ai primi anni di studi sulla laguna, non di realizzazione di opere. E forse quella del Mose è quella che ha consentito, bene per chi li ha fatti e per chi magari ci ha anche guadagnato sopra, nel senso che, fortunato lui, ha fatto una quantità di studi rilevante e ha iniziato a mettere in moto un meccanismo di gestione, di spesa, di attenzione a questa cosa che doveva salvarci dalle acque alte.
Nel frattempo però è proprio assolutamente vero quello che è stato detto all'inizio, che i veneziani per 40 anni, dal quel 66, hanno continuato a soffrire le acque alte di tutti i tipi, le medie, le alte, le basse, quelle d'inverno, quelle di mezza stagione, e ogni volta hanno convissuto con questa cosa come se però fosse un calvario. I veneziani sanno che l'acqua alta che ti bagna non sono i primi 10 centimetri, ma sono gli ultimi 10, 20 o 30 o 50 quando sono straordinarie, e quindi è quelle contro cui bisogna intervenire. Il Mose l'hanno visto in funzione a sorpresa, nel senso che il giorno prima, quindi poche ore prima di questa inaugurazione, chiamiamola così, perché è stato un esperimento con posizioni non complete, eccetera, hanno visto questa cosa con sorpresa, qualcuno entusiasta, qualcuno incredulo, qualcuno ma allora forse funziona, eccetera, con una sensibilità quasi grottesca. E questo è grave, cioè è mancata un'attenzione da parte della politica che ha abbandonato, quantomeno nell'ultimo quinquennio. Ci ricordiamo tutti il giorno l'ultima acqua grande della fine del 2019, il sindaco che diceva: ma il Mose io non ne ho mai sentito parlare, non lo conosco, non lo so. Il sindaco di Venezia in funzione da quasi 5 anni. Quindi la politica l'ha abbandonato, tristemente. Non se ne è parlato e sembrava che parlare o toccare il Mose fosse un qualche cosa con cui ti scottavi o con cui ti inquinavi, una peste strana, proprio perché aveva avuto intorno a sé tutto quel meccanismo di corruzione. Allora, superati questi problemi, che cosa pensano i veneziani oggi? I veneziani pensano che il Mose, se funziona, deve funzionare, che non deve diventare un'altra mangiatoia di spese per cui le spese superano la sua funzionalità, che il Mose deve essere un oggetto che viene alzato quando serve e comincia a servire, io lo ricordo, che con 110 centimetri, che è l'ipotesi che era stata fatta, va sotto acqua poco più del 10% della città. Con 120 centimetri va sotto acqua qualcosa come il 40% della città, con 130 comincia ad andare sott'acqua il 70% della città. Quindi i veneziani dicono: ma che senso ha averlo fatto, aver speso, programmare, se lo dobbiamo azionare in un meccanismo in cui abbiamo già il 70% della città sotto acqua, e questo lo lasciamo andare così, con delle previsioni, perché tutto il mondo della cultura internazionale che si occupa di clima e di mutamenti climatici, eccetera, dice che le acque alte, questi meccanismi diventeranno sempre più frequenti e anche il clima cambia in questo senso. Quindi, uno, deve funzionare coi 110 centimetri, perché sennò i veneziani hanno atteso questi 40 anni inutilmente. Due, devono essere messi in moto per la salvaguardia della laguna e della economia della città, perché è vero che Venezia è un porto, lo è sempre stato nella sua storia e deve continuare a esserlo, perché è un motivo importantissimo della sua economia, ma in maniera sensata. Non deve essere un porto utilizzato in maniera incompatibile con la struttura della laguna e con la struttura della città. Deve essere un porto e devono essere programmati non nei prossimi 6 mesi o nel prossimo anno sempre interventi tamponi quando ci sono i disastri, ma una politica che guarda in maniera lunga ai prossimi 20 anni, che cosa succederà nell'economia, nella gestione portuale e come far fronte a questa gestione economica del porto con il Mose in funzione. Poi mi fermo, magari vi chiedo di ritornarci sopra, e che cosa succederà nel dopo Mose, cioè se il Mose non sarà in grado di essere mantenuto nella sua funzionalità, se diventerà troppo costoso o quantomeno inefficiente se il livello dei mari si alza ancora di più e quindi il Mose diventa un meccanismo obsoleto anche nella sua utilizzazione. Ecco, e mi fermo perché vorrei ancora insistere. Vorrei sottolineare che i veneziani sono 54 anni dall'acqua alta del 66 che stanno aspettando una soluzione. Certo. Quindi la politica, diciamo, abbiamo un senso di bradipismo estremamente elevato. Quindi
Se questa è la media nella soluzione, poi vedremo anche il Mose, discuteremo eccetera, nell'affrontare i problemi di Venezia, vuol dire che aspetteremo altri 55 anni per trovare, non mettiamo che il Mose funzioni, ma c'è una fila di altre problematiche a cui il Mose purtroppo, perché è fatto in una certa maniera solo per un fine, non riesce a risolvere. E quindi, perché se il Mose funziona e l'acqua alta incomincia a essere costante e continua, le navi non entrano più. E non è colpa del Mose, non è colpa dei veneziani, è colpa che cambia il pianeta. Il Mose è stato studiato come soluzione complementare alle difese locali. Deve essere completata Piazza San Marco. In 2 anni è stato promesso dal commissario straordinario che si darà corso al rialzo di San Marco, e a quel punto la complementarità tra le difese locali a 110 e il Mose garantirà di avere Venezia all'asciutto. Le chiusure con l'attuale livello del mare sono dell'ordine di 5-7 volte l'anno, le chiusure, quindi non è, e se con una buona previsione a 3-4 giorni di anticipo della possibilità di chiusura si può riorganizzare il traffico che arriva lungo l'Adriatico. Le chiusure a 110 o a 130? No, le chiusure a 110, parlo, quelle a regime. Ecco, si è fatta un po' di confusione perché il commissario straordinario, insieme con il provveditore Zincone, hanno deciso di chiedere ai commissari che stavano finendo il Mose di fare qualcosa in più, di dare un servizio alla città mentre il Mose si stava completando. Come sapete, la consegna è fissata per il mese di gennaio 2022, quindi abbiamo davanti 2 inverni, quello di quest'anno e quello del prossimo. Allora, perché con un'opera completata al 95% il veneziano deve andare sotto, mentre il tecnico va a controllare le vibrazioni, va a controllare i tubi, consegna l'opera perfetta e intanto condanna, ormai direi da 4 anni, 18, 19, 20 e 21 Venezia? Fortunatamente l'abbinata di 3 donne, il ministro, la supercommissaria al Mose e il provveditore, e devo dire, visto che avete parlato della donna prima nello spettacolo, il loro senso della gestione della famiglia, quindi la presa di responsabilità per il bene comune, le ha spinte a guardare oltre il semplice completamento del Mose, ma dare immediatamente un servizio alla città. Quindi il 3 di ottobre non è stata una delle tante prove con poca onda, a parte il fatto che l'onda c'era, perché l'onda massima è arrivata a 2 metri in mare. È stata una dimostrazione che c'è qualcuno, le maestranze del Mose, che stanno lavorando per la città, che la città ha avuto 70 centimetri in meno d'acqua, che per la prima volta non hanno dovuto pulire i negozi, e quindi questa si chiama fiducia, partecipazione, senso di appartenenza, bene comune, dei valori che per 5 anni con la gestione commissariale precedente si erano perduti per via dell'assenza della politica e per via di una gestione commissariale più attenta a elencare i difetti che a dare un servizio alla città. Certo. Però è importante quello che ha detto. Sì, io però volevo tornare sul discorso delle maree, di quelle al di sopra dei 110 centimetri, perché sullo storico, diciamo sull'archivio storico del comune, del centro maree del comune di Venezia, noi siamo andati un po' a vedere quali sono i numeri, quindi quante volte il Mose entrerebbe in funzione, anzi dovrà entrare in funzione. Allora eccolo qua la regia. Allora noi abbiamo messo assieme le maree al di sopra degli 80 centimetri, sopra i 110 centimetri, al di sopra dei 130. Allora il raffronto è tra il 2010 e il 2019, allora vediamo, per i telespettatori sopra gli 80 centimetri, tra gli 80 e i 110 va sotto Piazza San Marco e Rialto. E qui vediamo quali sono i numeri comunque, che sono piuttosto importanti. Dopo parleremo anche della impermeabilizzazione, a quello che si vuole fare per l'area marciana. Ma allora vediamo che insomma siamo tranquillamente
al di sopra dei 100 episodi all'anno. Allora 135 episodi significa che Piazza San Marco va sotto un giorno sì e un due no. Indica il telespettatore cosa sta leggendo. 2019? Sì, 2019 sono state 135 le maree superiori agli 80 centimetri. Sì. Ecco, quindi 135, 28 invece sono state le maree al di sopra dei 110, quindi 110. significa che il Mose, se fosse stato operativo, sarebbe entrato in funzione 28 volte. E invece al di sopra dei 130 centimetri, vediamo poi, vedete com'è, diciamo, l'andamento annuale che è progressivo. Insomma, si va dai 2-3 casi agli 8 casi dell'anno scorso, e questi diciamo, sarebbero quelli ai quali si potrebbe far fronte oggi intervenendo in maniera come dire, ancora provvisoria. Sì, ecco, ma questa è una statistica di 20 anni, no? Faccio osservare che su 20 anni... 10 anni. Gli ultimi 10 anni. Dal 2010 al 2019. Gli ultimi 10 anni, quindi da qui appare che c'è un'intensificazione delle acque alte, perché nella statistica prima del 2010 i numeri medi erano 3-4 volte. Non di più, si superava il 110. Quindi qui vuol dire che c'è 5 volte, 4 volte di più. Quindi è questo un periodo di intensificazione temporaneo o è una tendenza decisiva? Però, mi scusi, partendo dal 2010 abbiamo 203 per 80 centimetri, 2012 105, 2014 187, 2018 121, cioè 121 acque che cominciano a invadere San Marco, e abbiamo avuto il procuratore della chiesa della Basilica che si lagnava, dice la Basilica di San Marco si sta sciogliendo, i mosaici stanno cadendo, quindi il pericolo è notevole. Allora, dimostrano che c'è un cambiamento climatico. Attenzione, in corso, a 130 devo sommare 28. Certo. A 121, quindi mettiamo il caso più semplice, 2018, 121 più 9, 130, più 2 acqua straalte, no? Quindi, no, non li deve veneziano, sommare, 121 comprende anche 110. Vabbè, comunque 121 è più che sufficiente. Sono dei numeri allarmanti. Certo. Se continua questa progressione, certamente il Mose entrerà in funzione un numero di volte sempre più crescente, perché a questi numeri dovete aggiungere anche gli avvisi di interruzione del porto per possibile chiusura, perché la previsione della marea non è certa, anche a 3 ore di anticipo si può sbagliare di 10 centimetri. Certo. E quindi si chiude a 110 per poter essere sicuri che l'acqua non supera, si chiude a 100 per essere sicuri che l'acqua non supera 110. Ma quindi diciamo che non è che a 129 non entra... No, ma anche la politica del 130, perché si è chiuso e l'acqua non ha superato 70? Perché era la prima volta e quindi si è chiuso prima. Per garantire 130 si deve chiudere a 6 ore di anticipo, si deve avvisare il porto che si chiuderà a 110, perché c'è un errore di almeno 20 centimetri a 5-6 ore di anticipo. Siccome poi la manovra diventa irreversibile a 3 ore di anticipo, perché le navi che devono uscire impiegano 3 ore, a quel punto il porto viene fermato, anche per 110 viene fermato a 100, perché si deve aggiungere e per 130 a 120. Questo che vuol dire che già adesso, in questi prossimi 2 anni, i veneziani raramente vedranno la marea superare il 110 o arrivare a 120, perché già questa promessa che ha fatto il commissario straordinario al Mose insieme con il provveditore di impedire che la marea superi 130, nella pratica per via dell'errore di previsione si traduce in 105, 110, 115. Quindi lei dice che quando si prevede la marea a 130 si chiude comunque prima. 1 a 10 con tutti i negozianti che ho incontrato in questi giorni che abbiamo fatto queste misure durante le prove, che l'acqua non supera 120 in questi prossimi 2 anni. Però questo mi sembra che va leggermente in contrasto
con alcune dichiarazioni. No, io vorrei, Io ho risposto a metà della sua domanda, perché lei da un lato mi ha detto, no, dice, ma il MOSE è utile, questa politica di completare il MOSE incompleto, dà un servizio alla città che, che aspetta da 50 anni? Allora questa prima cosa mi sento di rispondere positivamente. Mi scusi, adesso non ho detto questo, ho detto che il MOSE, quando entra in funzione, assolve a una parte dei problemi di Venezia. E lei mi ha spiegato che peraltro il MOSE va in contrasto con la portualità. Ecco, quindi non dico che il MOSE non serve, il MOSE serve, ma serve a un determinato fenomeno. Poi la laguna ne presenta molti altri. Prego, continui. Sì, allora, il MOSE è complementare con le difese locali. Nel caso in cui si dovesse verificare, come sembra evidente si stia verificando, una accelerazione del cambiamento climatico con la crescita delle perturbazioni, dell'aumento del mare, le difese locali che ora sono assestate sui 100-110 dovranno essere portate a 120-130. Quando parla di difese locali, che cosa intende? I rialzi delle rive dovranno prevedere un innalzamento. Dobbiamo riguadagnare altri centimetri, altri decimetri, almeno 10. Se vogliamo mantenere la portualità. Faccio alcune osservazioni. Allora io volevo finire, perché questo è un discorso molto complesso e non vorrei che venga colto solo l'aspetto di allarme, cioè dobbiamo prendere delle decisioni. Certo. Nel medio-lungo periodo è chiaro che la portualità il porto non potrà restare all'interno della laguna, sia per gli effetti sulla morfologia, sia per il numero di chiusure. Già il sindaco Costa, direttore portuale, aveva previsto una piattaforma offshore che poi per varie questioni legate alla rivalità con Genova e Trieste eccetera eccetera è stata abortita, benché fosse in avanzato stato di progettazione. Ecco, ne abbiamo parlato. Sì, abbiamo avuto modo di affrontare il quindi tema nel medio-lungo periodo abbiamo questa possibilità che va subito messa in atto, almeno a livello progettuale, dando tempo ai spedizionieri, a quelli che hanno acquistato le banchine, di rivalersi della spesa che hanno fatto, perché hanno fatto degli investimenti, ma una volta fissato che entro un certo lasso di tempo ritornano con gli investimenti, a quel punto per il bene comune è bene andare fuori in mare. Certo, è bene iniziare a pensarci e iniziare a presentare in maniera seria, anche a affrontare il tema di un progetto che sia, come dire, efficace. Ecco, e poi volevo dire, no, devo finirla, mi siete dimenticati la conca di navigazione. La conca di navigazione permette, con soltanto 2 ore di aumento di tempo di percorrenza, il transito delle imbarcazioni. Però quella che è stata fatta è sbagliata. La conca si è danneggiata per via di una mareggiata e da allora, più di 5 anni fa, 6 anni, non è stata riparata, per via del fatto che forse è stato difficile poter attribuire la responsabilità di questo danno. È colpa del progettista, è colpa del costruttore oppure è colpa del destino crudele? Ecco, questa cosa ha fatto perdere del tempo prezioso perché ancora la conca non c'è. E quindi non è in funzione. Un secondo aspetto riguarda le dimensioni della conca, che è stata pensata rispettando il molo delle ceppe. Il molo delle ceppe è un manufatto storico. E quindi, quando è stata progettata, non è stato possibile demolire il molo non il molo delle ceppe, il molo sud della bocca. Per cui i piloti trovano estremamente pericoloso fare questa manovra. Quindi anche lì bisogna... diciamo che a questo punto... c'è la proposta di demolire il molo, allargare la conca, oltre che riparare la porta. Chiarissimo, chiarissimo. C'era chi è che voleva intervenire? Pericoloso soprattutto con brutto tempo e vento di sud, quando lo scirocco ti fa... No, io voglio dire che i veneziani il 3 di ottobre hanno visto il MOSE che li ha salvati alzandolo 6 ore prima e si è fermata a 70 centimetri. Ma il giorno dopo e 2 giorni dopo hanno avuto di nuovo l'acqua alta a Venezia, quindi hanno capito che qua c'è qualche cosa di beffa sotto, nel senso che o si mettono d'accordo, tu fai un esperimento che ti illude,
e dopodiché torni sott'acqua tranquillamente e si parla di un altro anno sott'acqua. Allora, abbiamo un intervento. Ma perché questa mi scusi, poi a tempo di dirlo. Altra questione abbastanza grave. I veneziani hanno delle aspirazioni enormi sull'arsenale, nel senso che l'arsenale antico è l'unico polmone di rivitalizzazione economica per altra strada, per poter dare spazio all'artigianato, a una conservazione di attività compatibili, eccetera, di farle non soltanto espositive come un contenitore con la Biennale o quant'altro, ma per dare linfa nuovamente con significato storico, culturale, ma anche che guarda al futuro e alla conservazione di quello che è il DNA di Venezia, nell'arsenale. E c'è questo enorme equivoco della manutenzione. Non verrà fatta là. Com'è? Non verrà fatta là. No, ho parlato, dopo lo sentiamo, il ministro D'Incà lo ha detto oggi che non viene fatto perché proprio il forum per l'arsenale formato dalle associazioni civiche dei cittadini ha fatto una battaglia furibonda su questa cosa dicendo che doveva essere spostato, e le brave donne, commissari eccetera che si occupano, e sovrintendenti eccetera che si occupano del Mose adesso non hanno mai saputo dare una risposta chiara e equivoca. I veneziani questo lo vogliono. L'arsenale non deve essere manutenzione di sabbiature industriali del Mose, ma deve essere destinato ad altro. E un'altra cosa ancora, e poi è un'altra questione che metto, l'indotto del porto non va perso per Venezia e non si può ragionare in termini equivoci. Quello che è il grande assente qua è la politica. La politica che se da un lato quando interviene si fa arrestare per corruzione, per l'altro lato non fa il suo mestiere, e deve essere una programmazione, se si parla di porti offshore, di riorganizzazione del sistema, delle rotte commerciali, del meccanismo dell'Interland che sul porto, non solo la città ma tutto l'Interland veneto grava sul porto di Venezia, e non vogliamo perdere questo altro elemento di economia importante per la città. Bisogna guardarla avanti con tempi lunghi e pensarlo bene questo porto, non solo conche di navigazione e concentrarsi lì, ma se va fatto un porto offshore bisogna rendersi conto che la politica deve anche saper decidere fra Trieste, Genova e Venezia come organizzarsi, non deve farsi portare via da Fiume, quindi da un paese straniero che arriva prima con l'organizzazione delle banchine perché ha i fondali eccetera nella programmazione della portualità per il resto d'Europa, e tutto questo patrimonio di necessità vitali, perché sono l'economia di una città che piange e che vive solo di monocultura turistica nelle scelte della politica adesso di Venezia, che va reimpostato. Chiedo scusa l'intervento, ma i veneziani questo lo pensano con forza. Un contributo di... Sì, esatto, io volevo proporre allora il ministro D'Incà che abbiamo... Scusa, io sentirei prima il sindaco di Venezia, la quarta parte, il quarto intervento, che parla appunto della compatibilità di Venezia con il porto. Poi dice anche altre cose. Il governo ha presentato dentro il provvedimento Covid che verrà approvato domani, probabilmente con un voto di fiducia, ma insomma all'articolo 95 hanno istituito l'Agenzia per Venezia, dove hanno espropriato il Comune e la Regione Veneto di tutti i poteri per la nomina del presidente di questa agenzia. Voi capite cosa vuol dire l'autonomia per Venezia o l'autonomia per il Veneto? Non è contro qualcuno, ma è per fare meglio le cose a casa nostra. È chiaro che noi stiamo rivendicando proprio la possibilità di poter gestire quest'opera qui, locale. Il punto è che la gestione del Mose deve essere data alla città. È chiaro che noi il Mose vogliamo alzarlo per lasciare asciutto la città e non fare questo tipo di procedure, anche se adesso sono comprensibili perché siamo in un momento ancora di non collaudo dell'opera. Ma è chiaro che in futuro deve essere la città a decidere, perché è chiaro che se io chiudo completamente il Mose o lo chiudo una volta ogni 3 giorni, io rischio di ammazzare il porto. E anche il porto viene nominato da De Micheli, il presidente del porto. E allora anche lì bisogna agire, perché le navi e l'attività portuale non può essere inficiata dal Mose. Ci sono le idee, ci sono le possibilità, però sai cosa le dico? Siccome decidono tutto loro, le idee mie non le dico. Ecco, quindi diciamo che è in sintonia col sindaco che dice c'è un problema, il Mose risolve dei problemi ma crea contemporaneamente degli ostacoli, bisogna compensare, bisogna integrare, cioè bisogna che le due cose vadano risolte. In primo luogo ponga il problema che nell'agenzia ci deve essere il comune con
poteri decisionali forti. A questo ha risposto Martella e anche dei giuristi dicendo che l'agenzia, così come è congegnata con accordi di programma e intese tra i vari enti, la concertazione tra gli enti garantisce una trasparenza e un'efficacia di azione con amplissima rappresentanza. È stato proprio il sovrapporsi delle competenze che ha creato queste lungaggini nel passato, quindi che lo Stato intervenga, che metta i soldi perché Venezia è di interesse mondiale se non nazionale e che tutti gli enti possano concorrere a tutte le decisioni perché sostanzialmente lo possono fare dal punto di vista della legislazione che riguarda la cosa pubblica, perché dal 90 ci sono delle norme che prevedono la concertazione fra i diversi enti che hanno competenza su uno stesso territorio. Quindi da questo punto di vista il sindaco e il porto possono star tranquilli, io credo. È importante che l'agenzia entri in funzione subito. Ho capito. Questo rincuora un po' i veneziani. Naturalmente, visti i tempi e metodi fino adesso, 54 anni sono passati dalla prima mega acqua alta del 66, non vorrei che passasse un altro mezzo secolo. Io ho un'altra battuta molto dura. Ho detto, il sindaco si è comprato gli stivali nuovi per la prima volta nella sua vita in occasione dell'acqua alta del 2019 e ha dichiarato che del Mose non sapeva nulla pur facendo il sindaco da 5 anni. E ha ragione il sindaco nel dire che dovrebbero essere i veneziani che se ne occupano, ma lui non abita a Venezia, lui abita a Mogliano, ha nominato un vice sindaco di Milano che l'acqua alta non l'ha vista mai e nella squadra degli assessori nominati la settimana scorsa non c'è neanche una persona di Venezia che abbia problemi e rapporti con acqua alta, con Mose, con laguna, con necessità. Quindi chiariamoci bene le cose, è vero che devono essere parte di Venezia, ma purtroppo i veneziani sono una minoranza in via di estinzione con i piedi sulla testa di persone che veneziane non sono e quindi questa cosa va rettificata se vogliamo saltare la Venezia. Venezia deve tornare in mano a dei veneziani e a delle persone come il sindaco che se veneziane vogliono essere, Venezia è accogliente, ci vengano a abitare, convivano con queste necessità e non ci vengano occasionalmente o per sfruttarla e utilizzarla come brand economico, perché questo è il problema grave di Venezia. Venezia si deve autodeterminare, ma con persone che le vogliono bene, che la vogliono salvare e che ci vivono, ci lavorano e ci abitano. Se non risolviamo questo problema, il discorso ha tutt'altra natura, ha voglia di utilizzare Venezia come brand e non per salvarla e per viverci, e ha voglia di utilizzare e di avere potere di gestione del meccanismo economico che sta dietro alla manutenzione del Mose, all'organizzazione e agli appalti legati a questo. Se sono dei veneziani va bene, se sono un altro sfruttamento della città non va più bene. Ecco, allora a questo proposito di questa nuova autorità che sarà contenuta nel decreto di agosto, che dovrebbe essere posto al voto di fiducia la prossima settimana. Ecco, allora noi abbiamo chiesto al ministro Federico D'Incà appunto questa nuova autorità, sarà un'autorità assolutamente centralista, romana, oppure ci saranno anche dei rappresentanti veneti? Vediamo. Il 6. Io credo che ci volesse... Era un modo per staccare, dividere il passato dal futuro del Mose, e lo si fa attraverso questa autorità, nella quale il Presidente viene scelto in concerto tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Ambiente, quindi la massima attenzione alla Laguna Veneta, in cui il Comitato per la gestione avesse al suo interno 7 dirigenti della pubblica amministrazione scelti sia da Comune di Venezia, Città Metropolitana, la Regione Veneto, quindi veramente una scelta che potesse dare una visione di separazione dal passato al futuro. I tecnici del Comune, i tecnici della Città Metropolitana, il tecnico della Regione non sono veneti, scusatemi. Credo che abbiamo costruito una modalità per cui dobbiamo avere la sicurezza di non ripetere gli errori del passato. La parte politica ha una sua poi importante funzione
il governo ha una sua importante funzione, il territorio ha una sua importante funzione, dall'altra parte vi deve essere anche tutta una gestione trasparente, perché noi lo vogliamo come Movimento 5 Stelle, per non ripetere gli errori del passato, altrimenti continuiamo a ricadere in quello che è successo e che ha portato discredito del Veneto intero in Italia e a livello mondiale. Ecco, queste le parole del Ministro. Sì. Dunque, quindi all'interno di questa autorità, il Presidente e 7 figure tecniche, ci saranno anche i rappresentanti del Comune, della Regione e della Città metropolitana. Sì, certamente. Io credo che così come organizzata l'Agenzia dà le massime garanzie di efficacia. È importante che i cittadini intervengano e chiedano più trasparenza. Per esempio, non vedo rappresentata l'imprenditoria, l'artigianato nell'Agenzia. Non vedo rappresentato il Ministero degli Esteri, no? Perché se Venezia è di interesse nazionale ed è l'immagine del sistema paese, ci dovrebbe essere un garante, almeno, che non partecipa alle decisioni ma è informato di tutto e informa. E non ci sono poi rappresentanze di organizzazioni non governative che lo stesso possono garantire. Io credo che se c'è una modifica va fatta all'Agenzia, questa debba riguardare la figura di facilitatori, direbbero i 5 Stelle, oppure ambasciatori, dico io in una maniera più elegante, in cui le tre dimensioni, l'imprenditoria, dalla Confindustria agli artigiani, le associazioni non governative e i ministeri che non partecipano al comitatone, possano presiedere a tutte le riunioni principali, informare ed essere informati, perché quello che è mancata è la trasparenza. Anche oggi facciamo fatica a dialogare, io sono venuto qui per informarvi, ma parlerei sempre io perché avrei tante cose da dire. Ecco, allora io introdurrei un altro argomento per quel che riguarda Venezia. Abbiamo avuto 54 anni di occhi puntati sulle maree, no? E finalmente abbiamo trovato una soluzione che ci auguriamo tutti, non pro o contro, non è una partita di calcio, è la vita di una città e dei suoi cittadini soprattutto, che l'hanno costruita e conservata. È stato puntato gli occhi sulle bocche di porto. Ma quanti problemi ci sono a Venezia, in una Venezia che è nata per un tipo di società organizzata in una certa maniera, quindi parlo di Venezia come è stata costruita e che il porto aveva una profondità massima di 3 metri, ora arriviamo a 14 con una larghezza mostruosa e tutto il resto. Quindi Venezia si difendeva da sola, casi eccezionali, no? Allora, non è necessario che questa commissione prenda tutto il contesto della laguna veneziana, non solo, ma anche dell'Alto Adriatico, perché attenzione, l'acqua alta non nasce per caso, nasce da un conflitto di acqua alta e ritorno dell'acqua alta dalla parte di Trieste, quindi c'è una persistenza di acqua alta spinta da sud e poi riflusso che viene da nord, e quindi in certi momenti, quando queste cose si combinano, succede un disastro. Ma allora quello che io le dico, non conviene a guardare tutta la morfologia della laguna, la funzione di Venezia, il commercio che Venezia dovrà sviluppare nei prossimi anni, perché abbiamo visto che Marghera è stato un disastro, no? E quindi evitiamo di fare un altro disastro. Ecco, se nel contesto generale riusciamo a trovare 1, 2, 3, 4 soluzioni che affrontino le singole problematiche, perché se no abbiamo preso, ci siamo diciamo accapigliati sul Mose, perdendo di vista tutto il resto. Prego. Già nell'83, quando il Comitatone ha affrontato le proposte che erano state formulate allora di difendere Venezia dalle acque alte, che consistevano in dighe fisse, con una riduzione del flusso della marea di ben il 40%,
I saggi di allora hanno detto questa soluzione non è praticabile, perché era il momento in cui c'erano le fioriture algali, l'acqua era di tutti i colori, c'era lo sviluppo industriale in laguna, e hanno detto ristudiate tutto, erano l'83, e tornate quando avete risolto tutti i problemi insieme, cioè devono stare insieme la portualità, l'ambiente, lo sviluppo socio-economico e la difesa dalle acque alte. Il consorzio, che si è formato nell'85, ha cominciato a lavorare nell'87-88 e io sono entrato al consorzio nell'88, ereditava già delle considerazioni, delle criticità che erano state esaminate dai saggi di allora, e quindi comincia la sua attività con un piano studi e spende 200 milioni di euro di ora in studi e ricerche proprio per affrontare i temi nella loro complessità. 400 miliardi dell'epoca. Sì, un'enorme somma, faccio conto, che è stata spesa in studi e ricerche. C'è qualcuno che si è ingrassato proprio il Mose con studi e ricerche. Allora, per i primi c'era una produzione di circa 20 milioni di euro all'anno solo di studi. Per i nostri telespettatori, questo non fa parte del costo del Mose. No, perché il Mose, allora, al costo del Mose dobbiamo aggiungere altri 2 miliardi. Vale 12 la miliardi. Prima legge sbediale. La salvaguardia di Venezia ha un valore intorno ai 12 miliardi che sono stati pressoké interamente finanziati. E c'è anche Piazza Ferretto dentro, per intenderci. Cioè all'inizio nessuno credeva che quest'opera così complessa si sarebbe mai realizzata, ma era un ottimo sistema per avere finanziamenti per la città, per ristrutturare le case, per pulire i canali, fare tante altre cose. Poi a un certo punto è arrivato Berlusconi che ha detto ma se qui studiate tanto tempo, avete il progetto pronto, apriamo i cantieri, e questo ha spiazzato tutti, no? È per questo che io continuo a dire che il Mose è l'unica soluzione a un problema impossibile, cioè dobbiamo ricordarci perché è impossibile, perché le varie parti che mantenevano questo teatrino di fare il Mose ma nessuno ci credeva, alzavano sempre l'asticella, non si deve vedere, deve star sotto tutto, non ci devono essere le pile, non bisogna cambiare lo scambio marino. Qualcuno diceva, e poi sarebbe bene anche rialzare il fondale. No, perché c'è il porto, allora lasciamolo profondo. Questa è ideologia filosofica. È ideologia filosofica. No, è storia vissuta. È storia vissuta da me, che io ero responsabile dell'ufficio studi. E io lo può testimoniare tutti gli altri consulenti che si sono succeduti, esperti internazionali, peer review, verificatori, e c'è una lista infinita. Sì, mi ricordo la scomparsa delle anatre. C'era il CNR che aveva il suo piano studi in contraddittorio col piano del consorzio, c'era quell'ora il senatore Zanda che era il presidente, che è riuscito a tenere la barra del timone ben diritta, e poi quando ha voluto l'agenzia è stato mandato a casa. Questa è la storia. A me piace l'ingegner Cecconi e fa simpatia perché ha il coraggio di parlare chiaro di queste cose qua, mentre in realtà di così chiaro non è mai stata raccontata con chiarezza la storia del Mose. E allora ecco che vengono fuori le magagne. Sull'operazione Mose, salvaguardia della laguna, è stato costruito il doppio del finanziamento del Mose, che è servito per dare finanziamenti, costruire le fogne in terraferma, fare la piazza Ferretto, e ecco perché c'era l'interesse della classe che governava la città e che ha governato la città, e i partiti che si sono gestiti il potere dell'amministrazione cittadina, a mantenere unito il comune di Venezia insieme a quello di Mestre, che invece in realtà per logica e per buona gestione di amministrazione avrebbero dovuto avere una diversa soluzione. Allora questa cosa però deve finire se guardiamo al futuro. Non solo, ci deve essere chiarezza fra il bilancio di Venezia e il bilancio di Mestre, fra il bilancio della salvaguardia. La questione del consorzio unico che fagocita tutto, gestisce e ridistribuisce secondo vuole con le simpatie della politica di un verso per un altro, e fatalità sono sempre a favore di quello che
che sia destra o sinistra al governo e che quindi ha le chiavi del potere in quel momento. Deve finire, perché se no non ne veniamo fuori da questa storia. E io dico anche, come questione finale, che la gestione, che è un'altra grande spesa e che si parla di 100, 150, 200 miliardi l'anno a seconda di come la fai. Milioni annui di gestione devono essere organizzati con chiarezza, e la democrazia partecipativa della città è un'altra cosa fondamentale, perché ben venga una agenzia dove ci sono dentro il Ministero dell'Ambiente e il Ministero degli Esteri che danno il contemperamento, e questa cosa è giusta, ma ci devono anche essere gli interessi della città, e gli interessi della città vera, cioè di quelli che vivono lì, non di quelli che vogliono usare. Perché ce l'abbiamo detto prima, mancano i veneziani, quindi mentre si completa il Mose non solo bisogna togliere l'acqua alta, ma bisogna ripopolare la città, ma ripopolarla di quelle persone che tu hai detto, quelle persone legate al territorio, che se al territorio succede qualcosa hanno subito un effetto negativo o positivo dal loro operato. Ora è da 200 anni che non c'è una visione di come aumentare il numero di veneziani, intendendo con questi artigiani e professionisti che traggono la loro vita, le risorse per vivere dal territorio. Cioè il porto è l'unica realtà, ma è un po' avulsa perché non permea il territorio minuto, molto spesso viene dalla terraferma. Io non vedo gli abitanti delle isole, non vedo gli abitanti della Gronda orgogliosi di affacciarsi sulla laguna, di andare a pescare o riprendere le tradizioni. Allora la vera rivoluzione secondo me è creare un'attrattiva internazionale, perché il Mose funziona, perché il Mose dà un servizio alla città, per attrarre investimenti con idee che devono nascere velocemente all'interno del tessuto di Venezia, nel contesto metropolitano, con i comuni insieme di Jesolo, di Cavallino, di Chioggia, di San Donà. Insomma, Venezia deve essere ripopolata. I migliori per ripopolarla sono i veneti, che però non hanno l'orgoglio o la volontà di andare a creare un'attività economica a Venezia, e Venezia non ha voce né idee di chiamarli. Allora, quando c'era una pestilenza, lei mi insegna che è storico, si chiamavano subito le maestranze da tutto il mondo perché venissero a lavorare. Certo. E ora perché non si fa più? Vedete, perché io rilancio un'idea. Il meccanismo ci sarebbe. Io rilancio un'idea. Che è quello di togliere le tasse ai veneziani. Vi lancio un'idea. Allora, a questo punto vedrete che si ripopola Venezia di veneti. Diceva una tassa di scopo per ogni turista. Adesso ci sono più i turisti, quindi togliamo le tasse. Non tassa di scopo ai turisti, defiscalizzazione. Chi viene a abitare a Venezia e ci mette in moto un meccanismo di economia, si mette a fare un mestiere. I primi 5 anni deve essere esentato, i secondi 5 deve pagarne una minima. Si deve andare, e chi affitta, prende in affitto o ha una, non servono i soldi a pioggia dello Stato con i finanziamenti dati che metà se ne perdono per strada e l'altra metà finisce in corruzione. Vanno lasciati nelle tasche di chi si insedia là, in maniera che possa investire nel suo lavoro, nella sua attività e nella sua casa, perché ci vuole lavoro e residenza. E deve finire il meccanismo che l'economia di Venezia è un brand da sfruttare. Non sono i fondi di investimento internazionali che si comprano gli alberghi, che ti salvano il tessuto socio-economico di questa città, e questa cultura, perché guardate che vivere a Venezia è una cosa che insegna e che ha insegnato a generazioni e generazioni millenarie di come si vive in laguna, di come si amministra bene la cosa pubblica, di come si riesce a convivere con un ambiente estremo, scarno, non produttivo, ma essendo fonte di cultura,
di agglomerato sociale, di scambio di idee fra Oriente e Occidente, che rende il bello della vita sociale, della vita civile e il bello di questa città. È una cultura che va conservata per le prossime generazioni e dobbiamo guardarla con l'esperienza della storia passata, questa cosa. Se si fa così si salva. Mose o non Mose, il Mose è uno strumento. Ma quello che è giusto è i veneziani devono poterlo usare perché ci vivono. Partecipare. Ecco, un'altra cosa. E ci sono tante associazioni, Venezia, per fortuna, dico una cosa che lui ha detto, non ci sono più, no, per fortuna in settori di nicchia ci sono ancora tanti settori ridotti, scarni, di artigianato, di qualità, di attenzione, di persone che lavorano, di conoscenze, di competenze. C'è persino chi conserva le imbarcazioni storiche e antiche per poter andare a remi a vela, pesca in laguna, dimostrando che quel sistema funziona alla pari di un potente motore inquinante che ti costringe ad andare a fare la benzina, se tu la usi, l'uomo è sempre quello da migliaia di anni, c'è quei 5 sensi e quelle necessità di vita, non è che gli sono cambiate negli ultimi 10. La seconda ipotesi per risolvere il problema di Venezia è un'altra. Chi sta a Venezia deve abitare a Venezia fisicamente. Non si può comprare un appartamento a Venezia se non ci abito. Allora, non è un'invenzione. Se lei va in Svizzera da italiano, non può comprare un'abitazione. La può affittare, ma non la può comprare. Perché sennò tutti comprerebbero. E alla fine nessuno andrebbe a abitare e desertificherebbero la Svizzera. In Svizzera, di fronte a un fenomeno di questo genere, perché l'hanno subito, hanno detto basta. Addirittura chi compra un appartamento, una casa in Svizzera e lo fa con un nome diciamo sottobanco, se il governo per le autorità vengono a saperlo, viene confiscata anche a distanza di 10 anni, gli viene rimborsato il costo che ha pagato e viene ricomprata dal governo. La stessa cosa deve essere Venezia, perché sennò tutti, finisco subito, se succede questa cosa, se no c'è la corsa a comprare l'appartamento per non pagare le tasse e poi vado a stare da un'altra parte, invece ci devi stare là, e se non è così io ti confisco la casa e così hai risolto il problema e troveremo sicuramente qualcun altro che ci vuole venire a stare, ma bisogna dare i servizi a Venezia, che in questo momento sono carenti. Prego. Le persone in Svizzera possono vivere a 2000 metri magari per 6 mesi perché hanno ogni ora un autobus che li porta, hanno un servizio di trasporto impeccabile. Io mi sono comprato la tessera perché mia figlia vive a Lucerna e ho preso la tessera dei trasporti, costa doppio, ma con la tessera costa normale diciamo rispetto all'Italia, ma io posso andare in treno e in autobus da mia figlia passando per Merano, è una cosa bellissima, ma posso andare dappertutto. E io avevo invitato la rappresentante locale dei trasporti a venire a Venezia a parlare del valore del trasporto che collega le piccole comunità, perché se a Venezia non siamo in grado di garantire una rete di trasporti acqui compatibile con la voga, compatibile con le attività tradizionali, ma se noi non siamo in grado di creare il piacere del movimento, non la rapidità, perché io potrei anche impiegare mezz'ora in più, invece di mezz'ora impiego un'ora. L'importante è che in quel tempo faccia qualcosa di utile e di piacevole, potrei, che ne so, incontrare dei pescatori in viaggio, avere delle possibilità di apprendere cose nuove, perché vivere a Venezia è una maniera moderna del vivere, in cui il trasporto non è solo rapidità di arrivare, è anche il piacere di essere, perché basta guardarsi intorno. Diciamo è una dimensione più umana di vivere la vita. È questo che fa grande Venezia, è moderna per questo, perché è una città di per sé umana, che non hai bisogno di fissare l'appuntamento, conosci 3 persone, sta sicuro che in una settimana li incontri 2 o 3 volte. E questo è un grande vantaggio. Se vai a vivere a Londra devi consultare la gente e magari fra 3 mesi sei libero o non sono libero, cioè forse riesci a combinare. Io una volta ho fatto un esperimento. Finisco questo poi. Allora dico, abbiamo guardato lo specchietto retrovisore prima, no? Ci siamo anche accalorati.
le narrazioni che abbiamo devono essere armonizzate. Cioè io non dico, io ho una mentalità tecnica, scientifica, voi avete una mentalità umanistica, no? Ognuno ha il suo modo di interpretare il mondo reale. Io credo che nessuno ha ragione o ha torto, ma se non armonizziamo le nostre modi di vedere non possiamo immaginare un futuro insieme, perché per esempio se non armonizziamo il ruolo che ha avuto la portualità nello squilibrio morfologico non possiamo immaginare il nuovo sistema di trasporti lagunari o portuali. Quindi c'è bisogno di riguardare insieme il passato, i fatti del passato, reinterpretarli, proiettarci poi insieme nel futuro e tornare a risolvere i problemi del presente. Sì, ma questa è una cultura da ricostruire, perché Venezia... Perché io credo che sono passati 200 anni, diceva Ortalli, che non si proietta, non si fa questa operazione. Sì. Io volevo dire che ho fatto una volta un esperimento abusivo. Sì. Ormai è passato qualche anno, ho preso una vecchia battella Remi di queste nostre, sì. Sono andato davanti alla stazione dove i tassisti caricavano i turisti per portarli a 30 euro fino a Rialto in 5 minuti, ho detto io vi porto con 5 euro e con la battella eccetera, la coda subito, l'ho fatto per esperimento per i primi, felici, contenti. E arrivi dalla stazione a Remi a Rialto, perché quella è la strada, la città è a misura d'uomo, in qualcosa come 7-8 minuti. In quale altra città tu ti sposti dalla stazione con un taxi nel traffico con questa tempistica, anche utilizzando i mezzi compatibili? Dico, queste sono le cose da insegnare, è dimostrativo, ma rende... Il turista che viene caricato e portato in giro coi taxi che fanno il giro della città con 20 persone che fanno questo, non se la gode nello stesso modo e non impara come invece girarla con una barca vera, tradizionale. Guarda ma non vede Venezia. Guarda non vede. Perché è troppo veloce. Esatto. Troppo veloce, e poi volevo dire un'altra cosa. Abbiamo un'occasione storica straordinaria, questa della contingenza economica legata all'emergenza sanitaria che ha cambiato i parametri dell'economia e ha bloccato in questo momento l'economia veneziana. La ripartenza deve essere organizzata in maniera intelligente per dargli questi contenuti. Se noi non cogliamo questa occasione e non stiamo attenti anche all'occasione che ci può dare l'Europa, perché per fare quello che abbiamo detto di defiscalizzazione a Venezia ci vuole una legislazione speciale, bisogna che Venezia sia riconosciuta come città speciale e lo è, e il mondo intero è disponibile a dire che lo è. Credo che l'Europa non avrà nulla da dire. E l'Europa non avrà nulla da dire e ci può anche aiutare rispetto a una legislazione nazionale farraginosa nel dare questa specialità anche di natura fiscale alla città di Venezia. Certo. Non soldi a pioggia, ma chi va là se li sudi, se li conquisti, ma se li tenga per la sua attività economica e per la sua vita. Vedrete come ritornano. È bastato, dico quest'ultima cosa, un anno dire che una delibera del Consiglio Comunale di Venezia da me proposta quella volta, che chi si prendeva un'imbarcazione tradizionale in legno con un motore che non superasse i 10 cavalli aveva il posto acqua e l'ormeggio gratuito anziché pagare la COSAP, e c'è stato un incremento e una ricerca a questo tipo di barche, un incremento di commesse nei cantieri, quindi la cantieristica tradizionale che si è aperta straordinaria per quell'anno, per questo motivo. L'anno dopo l'hanno tolta. Che senso ha? Un'amministrazione disattenta a queste necessità te la toglie ed è finito il beneficio di quella natura che era stato ottenuto per un paio d'anni. Tutti volevano l'imbarcazione tradizionale e che avrebbe rivitalizzato tutto un settore, i cantieri, qualche centinaio di persone che ci lavorava nelle manutenzioni. Ma allora faccio la terza provocazione. Se ci sono delle scienze, delle tecnologie oggi che non inquinano in un'altra maniera e è sostanzialmente il digitale, tutte le sue espressioni, no? Sì. Quindi
costruire software, costruire linee, progettare, cioè la Silicon Valley può diventare Venezia. E niente di più interessante per un ricercatore di quel livello lì è avere una città tranquilla, pulita, che se Marghera finalmente chiudono definitivamente sarà anche vivibile e respirabile. Quindi è un contesto dove un certo tipo di scienza, che è il futuro della scienza umana, il digitale, a Venezia avrebbe una radice molto profonda, non solo, ma un rientro economico sicuramente elevato e un livello anche intellettuale molto elevato. Quindi anticiperebbe tutta la situazione, come è successo in America e come sta succedendo in Cina col 5G. Portarlo a Venezia e trovare degli scienziati che si mettono lì e gestiscono questa cosa vuol dire ricchezza per Venezia e non inquina, a differenza di Marghera, che invece ha una produzione industriale che è contraria a qualsiasi livello. L'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Agenzia per il Marchio Europeo, quindi l'attenzione alle nuove tecnologie che meritano marchi e brevetti brevettati a livello europeo, non solo nazionale. Le agenzie europee e gli istituti di amministrazione europee attualmente in Inghilterra e che da Londra se ne devono andare a fine anno, perché devono andare solo a Parigi, a Bruxelles o a Milano e non a Venezia? Quanti di quei funzionari e di quelle localizzazioni non starebbero bene in una città che storicamente è tra l'altro incrocio di culture fra Oriente e Occidente e potrebbero essere messe? Ci vogliono gli uomini giusti al posto giusto e ci vuole l'aiuto di un'amministrazione, di una politica che abbia questa sensibilità. Se riusciamo a avere questo, Venezia si salva, se no resta speculazione e acqua alta. Perché il Mose non viene attivato. Ecco, io chiaramente mi tornerei a parlare del perché non riusciamo ad attrarre queste persone magari con le nuove tecnologie, soprattutto giovani, no? Perché se noi riusciamo a creare delle opportunità di lavoro, queste persone hanno una particolare sensibilità per le bellezze di Venezia e colgono subito la modernità nel senso umano che ha la città di Venezia e quindi la possono reinterpretare, possono davvero diventare i veneziani del futuro. Infatti, nella tua organizzazione, quanti iscritti hai di Venezia e quanti invece sono internazionali che vengono un po' da tutto il mondo? L'affezione, le iscrizioni, anche in un'associazione tipo l'Arzanà che conserva le barche storiche, i veneziani sono una piccola parte e sono quelli che hanno capito che è più bello, è quasi un privilegio averlo capito. Ma fra questi ci sono un ambiente di inglesi, di francesi, di persone del mondo internazionale che hanno l'attenzione e che vengono affascinati e dicono: ma perché non fanno tutti così? Ma perché la città non coglie queste cose? Ecco, io credo che debbano essere proprio questi veneziani più sensibili che si organizzano e diventano gestori di questo condominio dell'innovazione, ma con lavori anche intensivi, perché dobbiamo anche tenere la gente a contatto con le forze naturali della laguna, le onde, le acque, le correnti, quindi c'è gente che pratichi la pesca o che pratichi le attività tipiche della laguna. Ma queste persone possono arrivare in subordine perché la domanda di avere pescatori locali, la domanda di avere cacciatori, la domanda di avere remiganti che vadano in laguna nasce se c'è una nuova cultura, una nuova classe che potrebbe essere questa nuova imprenditoria che viene qui o che con le organizzazioni internazionali o a fare tecnologie avanzate, le quali si accorgono che Venezia sta morendo, che non ha il tessuto sociale e quindi saranno loro a risolvere i problemi. Cioè io credo che ormai sia così tardi per Venezia che noi dobbiamo accontentarci di
nominare dei sostituti per salvare Venezia. Insomma, accontentarci, bisognerebbe invece che ci fosse effettivamente un movimento e in questo momento, come diceva prima l'avvocato Suppiei, sicuramente è un momento tra virgolette propizio, perché il Covid dà la possibilità di pensare in modo diverso. Ma se non, quindi forse, ma se non vediamo il MOSE come opportunità, vuol dire che ci manca qualche marcia, no? Cioè, tutto il mondo, mi hanno chiamato da tutto il mondo congratulandosi con noi e noi invece diciamo che ha ancora tanti difetti, che questa prova non vuol dire nulla, ci vogliamo fare del male, è per questo che dico che dobbiamo lasciare il campo a qualcun altro. Senta, prima di salutarci, c'è la questione della manutenzione che ha accennato prima Suppiei. Saranno 100 milioni? Allora, la manutenzione al 2015, ho i dati che avevo valutato personalmente, è 40 milioni all'anno. Gli altri soldi sono legati al mantenimento della struttura, alla difesa delle spiagge, cioè le opere complementari della salvaguardia. Vi propongo un ultimo contributo, vediamo cosa dice il ministro D'Incà a proposito della manutenzione del MOSE. Il contributo numero 8. Vediamo. Noi abbiamo messo 40 milioni intanto, da qui al 2034, quindi abbiamo già comprato una buona parte. Poi vedremo sul lungo andare effettivamente i costi, perché, ripeto, in questo momento stiamo vedendo un'opera completamente nuova. I 100 milioni erano definiti anche da chi prima insomma, ha combinato tutto il resto della confusione che c'è stata. Quindi noi vogliamo vederci dentro con la massima attenzione, guardare bene quello che succede e vedere appunto quanto possono costare. Guardate, non molliamo mica l'osso, noi stiamo là attenti, noi come Movimento 5 Stelle staremo attentissimi su ogni euro e vogliamo trasparenza, e se si ripetono gli errori del passato veramente bisogna entrare ancora più forte, perché bisogna scardinare la corruzione del nostro paese. E l'autorità, attraverso una società in house che ha al suo interno, secondo appunto gli articoli contenuti, i commi contenuti all'interno dell'articolo 95 del DL Agosto, e prevediamo appunto che vi sia la corretta manutenzione, che tra l'altro noi crediamo che non debba avvenire all'Arsenale, ma che debba andare su dei cantieri che in questo momento sono a Marghera, e vi sono enormi spazi per poter lavorare a Marghera. Un applauso al Ministro, perché almeno un risultato l'abbiamo ottenuto con la polemica dei mesi scorsi a favore dell'Arsenale. No, avevo anticipato prima che c'era detto, appunto, l'abbiamo sentito. Cosa dice? Bene, certamente è uno stimolo per la città, un riconoscimento che viene dal governo, una sensibilità nuova, anche se questo chiaramente potrà portare dei ritardi nel completamento, perché l'Arsenale era molto più avanti e anche un piccolo aumento di costi, credo. Sapete che la manutenzione a Marghera costa anche una cinquantina di milioni in meno complessivamente, nel senso nel lungo periodo, perché ha movimentazioni più veloci rispetto alle bocche di porto, eccetera, eccetera, un'area industriale molto più adatta, oltre a salvaguardare la preziosità dell'Arsenale antico di Venezia dalla grande lavorazione. Comunque sul territorio abbiamo delle realtà imprenditoriali come Fincantieri, che sarebbe un peccato che non le facessero loro questi lavori, quindi perché andare a dar fastidio all'Arsenale quando abbiamo già delle presenze che possono fare in maniera competitiva i lavori. Meno male, perché il rischio era torno a casa felice questa sera di questa buona notizia. Allora, io concludo con un'osservazione e un ricordo storico a proposito della detassazione. Trieste, per la vicinanza con Venezia, non si è mai sviluppata forse all'epoca romana era molto più sviluppata, ma poi col tempo è stata soffocata dal commercio veneziano. Maria Teresa, imperatrice d'Austria, ha detassato questo borgo, il Porto Franco, 3.000 abitanti. Nel giro di 20 anni erano 30.000, e lì è nato tutto, compreso le generali assicurazioni e tutto il resto, e da Trieste andavano a Londra per capire come loro organizzavano il sistema assicurativo, come il sistema portuale, il commercio e tutto il resto, perché non potevano andare a Venezia a domandare come fate voi, ecco, e quindi crebbe e fu il punto di smagliatura di Venezia, perché era il punto più a nord
che veniva poi facilitato dall'impero asburgico per il trasporto delle merci che venivano dall'Oriente, e quindi è stato il momento in cui Venezia è stata un po' soffocata. Venezia avrebbe dovuto avere il coraggio di gestire il famoso canale di Suez, che già esisteva ma passavano piccole barche, e successivamente invece è stato sviluppato e abbiamo visto quello che è successo. Quindi credo che la strada maestra sia quella, e soprattutto attirare intelligenza e capacità imprenditoriale per quelle imprese che non danneggino Venezia. Ecco, questa è la sostanza. Certo, grazie. Allora, grazie innanzitutto all'ingegner Giovanni Cecconi, già responsabile della Control Room del MOSE, e oggi si occupa insomma di sviluppo sostenibile, come abbiamo sentito. Grazie all'avvocato Giorgio Supiei per essere stato qua con noi, veneziano, presidente dell'associazione Arzanà, che si occupa dello studio e della conservazione delle imbarcazioni storiche veneziane. Bene, noi ci fermiamo qui, ci rivediamo venerdì prossimo. Allora parleremo dell'enciclica di Papa Bergoglio, l'enciclica Fratelli Tutti. Abbiamo collegato l'enciclica ultima di Papa Francesco con l'enciclica smarrita o eliminata per ordine di Pacelli di Pio XI, ed ha una sovrapposizione a distanza di oltre 80 anni, perché siamo nel 39, quindi che è significativa proprio in un momento in cui il mondo si presenta di nuovo con una certa aggressività nei confronti della razza e della differenza razziale, e questa apre una serie di pensieri, meditazioni che è interessante approfondire. Bene, quindi questo è poi il menù. E poi vorremmo parlare anche di questa nuova impennata di contagi, Covid. Vorremmo affrontarlo in un modo un po' particolare, e adesso vediamo di organizzare degli ospiti importanti. Quello che intendo ribadire: il Covid non è solo quella malattia che ci viene descritta, crea delle patologie che chi è stato non contagiato veramente potrà portare delle conseguenze a distanza di anni, e soprattutto nel sistema nervoso centrale e in altri organi tipo il cuore, eccetera, perché ha un meccanismo che è veramente micidiale. Questo è stato anche già constatato con gente che ha avuto grosse, una patologia molto forte durante il Covid, che poi ha avuto anche riflessi nel sistema neurale e nel sistema nervoso generale. Ecco, questa è si pensa addirittura che ci sarà un incremento dell'Alzheimer e della Parkinson, perché va a colpire anche le parti del cervello. Cosa combina questo virus non si sa. Questo non per creare allarme, ma perché se la gente sa, impara a comportarsi, e siamo al discorso di Venezia. Se sei informato, partecipi, e se partecipi risolvi i problemi. Certo. Grazie ancora. Grazie a tutti, grazie ai telespettatori. Appuntamento venerdì prossimo alle 21. TV7 Match. Buonanotte.